Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. A Catania, Sant'Agata torna tra i devoti. All'alba la messa dell'Aurora e l'inizio del giro esterno. L'arcivescovo Renna ai detenuti: è tempo di cambiare. La nostra maratona televisiva seguirà la processione fino a tarda notte. Grande spettacolo in Piazza Duomo con i tradizionali fuochi del Tre, emozionante il concerto con l'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e le voci bianche dei fanciulli di Agata. Sempre a Catania la festa è lontana per gli sfollati del Trappeto Nord, rimasti senza casa dopo l'esplosione causata dalla fuga di gas. Intanto non ci sono più presidi nella zona rossa. Tragico incendio a Caltabellotta, vicino ad Agrigento. Un uomo è morto per salvare la madre e le figlie dalle fiamme. Un gesto eroico pagato con la vita. Mascherine e fasulle vendute alla regione siciliana durante il Covid. Sequestrati beni per 10 milioni. Non indagato ma citato nelle carte dei magistrati l'assessore regionale Dagnino. Cresce in Sicilia il lavoro nero, scoperti quasi 600 dipendenti senza contratto né previdenza e poco meno di 9.000 irregolari, il rapporto degli ispettori dell'INPS. Oggi, giornata mondiale della lotta contro il cancro, seconda causa di morte a livello globale, fondamentali la diagnosi precoce e le strategie di prevenzione. Calcio, chiusa la sessione invernale di mercato, Palermo ufficializza Pogliampalo e Audero. A Catania, delusione tra i tifosi per la cessione di Castellini al Pisa. Colpi dell'ultimo momento per Messina e Trapani. Bentrovati a Catania. Stamattina Sant'Agata è tornata tra i fedeli, poco prima delle 8 è iniziato il giro esterno, ci colleghiamo in diretta con Piazza Duomo dove c'è per noi, eccola qui, Lorena Dolci. A te Lorena. Grazie Michele, siamo ancora, come dicevi tu, in Piazza Duomo dove da stamattina dalle prime luci dell'alba abbiamo seguito in diretta per i nostri telespettatori le prime fasi della festa di Sant'Agata. Adesso la piazza si è svuotata perché tutti sono appresso alla Santa, come si dice, che sta proseguendo il suo giro esterno. In cattedrale stamattina c'è stata la messa dell'Aurora che segna proprio l'avvio di queste festività. 3.000 le persone che secondo il regolamento hanno avuto accesso ai banchi della cattedrale che erano con le porte che si sono aperte a partire dall'1 di notte. In 3.000 che hanno potuto così assistere sia all'uscita dalla cameretta del busto della Santa, ma hanno anche potuto ascoltare alle parole dell'arcivescovo Luigi Renna, un'omelia tutta incentrata sul filo della speranza. Oggi quest'anno è l'anno giubilare dedicato appunto alla speranza. Renna ha avuto parole per i genitori che devono dire dei sani no e anche per quelle ragazzine madri già a 15-16 anni, ma poi un passaggio importante del suo discorso, della sua omelia, è stato dedicato ai carcerati, ai detenuti, agli affiliati alla criminalità organizzata, ai quali si è rivolto e dicendo: potete cambiare. Ascoltiamo un estratto. Le prime persone a cui voglio pensare sono i carcerati. Organizzare la speranza per i nostri fratelli e sorelle carcerati. Cari detenuti, forse alcuni di voi dalla loro cella stanno seguendo oggi la messa. Vi saluto. Voi vivete temporaneamente la privazione della libertà, ma io vi dico da questo luogo santo, voi potete cambiare strada. Siete nostri fratelli. Vi invito a guardare nel vostro cuore e a liberarvi da quelle catene che vi hanno tenuti prigionieri, prima ancora di essere stati messe in manette. Quali sono queste catene? La convinzione, ad esempio, che possedere soldi, avere un Rolex d'oro, una tuta di marca faccia la libertà della persona. A prezzo di che cosa? A prezzo dello spaccio, della ricerca del pizzo, delle rapine e delle truffe. È tempo di cambiare anche per voi. È tempo di speranza anche per voi.
Ed ecco questo uno dei passaggi più profondi dell'omelia dell'arcivescovo Luigi Renna, che si è rivolto ai detenuti che grazie appunto alla nostra diretta hanno potuto ricevere direttamente questo messaggio. Il giro esterno è nel suo vivo, ma per sapere, come si chiedono in tanti, dov'è la Santa, ci colleghiamo subito con Orazio Longo. Eccoci qua, noi siamo esattamente accanto al Baiardo, al Fercolo di Sant'Agata, siamo in via Libertà qui a Catania. Naturalmente stiamo arrivando dalle parti di Piazza Iolanda, dove ci sarà la prossima fermata per poi girare nuovamente. Come vedete c'è tantissima gente che sta proseguendo questa processione che è iniziata questa mattina da quando siamo in onda noi, e vi ricordo che saremo in onda per tutta la giornata di oggi con la diretta che è iniziata, come avete visto, con la messa dell'Aurora, che è proseguita appunto con questo giro esterno che grazie anche al bel tempo sta portando in processione migliaia di devoti, ma anche tantissimi turisti. Vi ricordo che ininterrottamente noi continueremo la nostra diretta dopo il telegiornale e ci saranno ancora le dirette del pomeriggio e quindi fino alla sera senza sosta su Telecolor e su Antenna Sicilia. Ridò la linea. Grazie Orazio Longo, con la novità di questa non stop che la diretta proseguirà anche a notte inoltrate. Questo è un extra che abbiamo voluto regalare quest'anno ai nostri telespettatori. Da Piazza Duomo adesso è tutto, qui hanno ripreso gli altri riti, quelli soliti, il rito dell'aperitivo, un rito profano. A te la linea, Michele. Grazie agli instancabili Lorena Dolci e Orazio Longo. Ieri sera, sempre a Catania, in Piazza Duomo, grande spettacolo pirotecnico con i tradizionali fuochi del Tre. Emozionante anche il concerto affidato al coro lirico siciliano con l'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e le voci bianche dei Fanciulli di Agata. Simona Mazzone. Nasi all'insù per ammirare i 1000 colori dei fuochi d'artificio per la cosiddetta Sera del Tre. Il cielo di Catania si è illuminato a festa per onorare la sua Sant'Agata con il tradizionale e tanto atteso spettacolo pirotecnico di Piazza Duomo, trasmesso in diretta da Antenna Sicilia e Telecolor. Lo show è partito alle 20:40, per circa 15 minuti è stata un'esplosione di giochi di fuoco osservata dalla composta folla di devoti sullo sfondo della cattedrale. Una visione straordinaria anche dal porto, da cui la pioggia di colori è ancora più suggestiva. Prima e dopo i fuochi il concerto con gli inni agatini affidato al coro lirico siciliano, all'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e al coro di voci bianche, i Fanciulli di Agata. Sono stati loro la novità di quest'anno, un gruppo composto da 55 bambini selezionati tra gli alunni delle scuole comunali a indirizzo musicale. Il coro ha eseguito gli inni più significativi del culto agatino. Sant'Agata c'è però chi vive nell'incertezza, sono gli sfollati di Trappeto Nord, rimasti senza casa dopo l'esplosione causata dalla fuga di gas. Si cercano ancora soluzioni per i loro alloggi, mentre la zona rossa ora è senza più presidi. Torino De Mana. Alcune famiglie di Catania vivono nell'incertezza e soprattutto senza una casa. Sono gli sfollati di Trappeto Nord, la cui normalità si è interrotta la sera del 21 gennaio scorso, quando un'esplosione causata da una fuga di gas ha sventrato 2 palazzine all'incrocio tra via Fratelli Gualandi e via Galermo. Dopo il dispiegamento di forze dei primi giorni, adesso nella cosiddetta zona rossa si vedono solo gli operai di Catania Rete Gas e alcuni vigili del fuoco, poi il nulla. Lo lamentano gli sfollati che temono incursioni in quel che resta delle abitazioni al cui interno sono presenti mobili ed effetti personali. Le case che vedete, attualmente sotto sequestro, dovranno essere abbattute e poi ricostruite. La preoccupazione dei residenti sta nel fatto di non sapere ancora dove andare a stare. Alloggi vengono proposti qua e là, da Librino a San Cristoforo. A qualcuno era stata prospettata l'ipotesi delle suore a San Nullo, poi caduta nel volgere di poche ore, mentre nelle ultime ore sarebbe stato individuato un edificio in via Goffredo Mameli 24, ma su cui dovrà esprimersi il Consiglio Comunale, anche perché il palazzo in questione
abitazione dovrà essere impiegato per usi istituzionali. Intanto proseguono i lavori di ripristino del servizio di gas metano. Dopo la cittadella universitaria, il Policlinico e via Galermo si prosegue alla riattivazione di altre utenze nelle zone di viale Andrea Doria, di via Cutore e la parte bassa di via Santa Sofia. Catania Rete Gas raccomanda agli utenti di essere presenti al momento del ripristino dei contatori attualmente sigillati. C'è chi invece ha rimosso i sigilli beccandosi una denuncia penale. Tragico incendio a Caltabellotta, vicino ad Agrigento. Un uomo è morto per salvare la madre e le figlie dalle fiamme. Un gesto eroico pagato con la vita. Davide Sardo. Un gesto eroico è costato la vita a Salvatore Benfari, operaio 47enne, che ha salvato l'anziana madre e le sue due figlie di 12 e 8 anni da un incendio divampato nella casa dei genitori. La tragedia ha sconvolto la comunità di Caltabellotta, in provincia di Agrigento. In quei momenti terribili l'uomo, tra le fiamme e il fumo, non ha esitato a far uscire i familiari. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo si trovava in cantina con il padre quando le fiamme sono divampate nell'abitazione. Richiamato dalle grida delle bambine, si è precipitato all'interno riuscendo a portarle in salvo e poi è rientrato per soccorrere la madre 73enne, ma è rimasto intrappolato tra le fiamme. I vigili del fuoco ipotizzano che possa essere stato sopraffatto dal fumo prima di trovare una via di fuga. La madre è stata soccorsa dai vicini e trasferita in risoccorso in ospedale a Palermo, dove resta in prognosi riservata. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire rilievi, mentre la Procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del rogo, al momento attribuite ad un possibile cortocircuito. Il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante, che ha assistito ai soccorsi, ha dichiarato: abbiamo perso un grande lavoratore, un ragazzo per bene, la nostra comunità è sotto shock. 16 anni di carcere è la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a Victor Ulinici, uno dei 5 giovani imputati per il tragico lancio di una bici sul lungo fiume dei Murazzi, sempre a Torino, che ha ferito in maniera gravissima nel gennaio di 2 anni fa lo studente palermitano Mauro Glorioso. A Lanzarote, nelle Canarie, ha confessato il giovane arrestato con l'accusa di aver aggredito Salvatore Sinagra di Favignana, ricoverato in gravissime condizioni. Il 25enne ha detto al magistrato di avere agito sotto effetto della cocaina. Laura Spanò. Ha confessato il 25enne fermato dalla Guardia Civile sabato a Lanzarote nelle Canarie: sì, sono stato io, l'ho colpito, ero sotto l'effetto di cocaina e non riuscivo a controllarmi. Davanti al giudice, nel corso dell'udienza di convalida, il giovane ha confermato l'aggressione al 30enne di Favignana, Salvatore Sinagra. Su decisione del Tribunale di Prima Istanza numero 4 di Arresife, l'aggressore, con numerosi precedenti penali, da ieri si trova in carcere. Il fascicolo sul caso passa ora al Tribunale di Prima Istanza numero 3 di Arresife, che potrebbe anche modificare il capo di imputazione da lesioni gravi a tentato omicidio. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle testimonianze di chi ha assistito all'aggressione e alle immagini delle telecamere della videosorveglianza davanti al centro commerciale a Matagorda, zona naturistica di Puerto del Carmen. Ieri mattina il giudice ha anche sentito alcuni testimoni che hanno confermato quanto dichiarato alla Guardia Civile. Tutti accusano il 25enne reo confesso e hanno fornito dettagli anche sulle fasi dell'aggressione avvenuta dopo una discussione precedente all'interno del locale di Sinombre, tra i locali più frequentati di Puerto del Carmen. Il padre di Salvatore, Andrea, ha ringraziato la polizia spagnola per la velocità e per aver lavorato in maniera così scrupolosa. Ora attende il prossimo incontro con i medici per avere notizie sulle condizioni del figlio ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale Dottor Negrin. Le sue condizioni vengono definite stazionari ma gravi. Palermo, hanno infierito sulla vittima, pubblicate le motivazioni inquietanti della sentenza con la quale il Tribunale ha condannato gli autori dello stupro di gruppo al Foro Italico. Manlio Viola.
Una violenza di gruppo che è già aberrante, ma una violenza commessa da giovani sessisti e misogini che consideravano e considerano la vittima solo come un oggetto. Sono durissime le considerazioni dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Palermo nelle ben 110 pagine di motivazione della sentenza di condanna dei responsabili dello stupro del Foro Italico, una vicenda della quale si viene a conoscenza solo per un caso. La vittima infatti non avrebbe denunciato, convinta che non sarebbe stata creduta se non si fossero verificate circostanze particolari, scrivono. La 19enne, stuprata da 7 ragazzi in un cantiere abbandonato del Foro Italico nella notte di luglio di 2 anni fa, non è stata mai consenziente, dicono i giudici. Risulta drammaticamente evidente la dinamica di oggettificazione sessuale con condotte perpetrate nella piena consapevolezza dello stato di ubriachezza in cui versava la ragazza e nella totale incuranza della effettiva e attuale volontà della persona offesa. Il tribunale, ripercorrendo la testimonianza della vittima e di chi le prestò soccorso, analizzando i video girati dagli stupratori durante gli abusi e ricostruendo i fatti, in più passaggi mette in evidenza le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dagli imputati, che hanno sempre sostenuto che la giovane fosse consenziente. Severo il tribunale anche nell'argomentare la mancata concessione delle attenuanti a tutti gli imputati tranne uno, Samuele La Grassa, al quale commina la pena di 4 anni contro i 7 di tutti gli altri 6,5 di Barone. Hanno agito in forza di una già formata mentalità sessista e misogina, scrivono i magistrati. Dicono l'unico ad aver mostrato pentimento è stato Samuele La Grassa, che in sede di interrogatorio ha reso sofferte dichiarazioni successivamente mai smentite, risultate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto. Catania, il processo per lo stupro alla Villa Bellini a un anno esatto dall'identificazione dei 7 giovani egiziani accusati della violenza su una tredicenne e di avere minacciato e immobilizzato il fidanzato 17enne. Oggi è stato sentito il maggiore dei carabinieri, che ha ricostruito la dinamica dello stupro. I finanzieri di Palermo hanno scoperto un magazzino di 1500 metri dove veniva stoccata merce arrivata in Italia in modo illegale. Sequestrati 3 milioni di articoli di elettronica, giocattoli per bambini, accessori per la telefonia, casalinghi, pile elettriche. Poi il titolare del deposito è stato denunciato per diffusione di marchi contraffatti, contrabbando di prodotti, e ha dovuto pagare una multa di 45.000 euro. Mascherine e fasulle vendute alla regione siciliana durante il Covid. Sequestrati beni per 10 milioni. Non indagato, ma citato nelle carte del magistrato, l'assessore regionale Dagnino, all'epoca consulente legale di una società coinvolta, Maglio Viola. Si complica la vicenda delle mascherine monouso acquistate dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia durante il periodo dell'allarme Covid, risultate poi prive delle necessarie certificazioni di sicurezza. Dopo il sequestro beni da 10 milioni di euro effettuato dalla Guardia di Finanza nei confronti di 2 società di Palermo ed Enna che avrebbero fornito le mascherine irregolari e con certificazioni addirittura contraffatte in un caso, emerge anche che ad assistere in una delle società c'era, quale avvocato, l'attuale assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino. Dagnino assisteva alla Paramount Strategy Limited, con sede a Londra ma gestita da 2 cittadini indiani, azienda capofila della holding della quale fa parte la Italia Paramount Strategy con sede a Carini, che ha fornito alla Sicilia 2 milioni di mascherine FFP2 ed FFP3. Le 2 consociate italiane risultano gestite da Pankaj e Vipin Gupta, 2 indiani entrambi iscritti nel registro degli indagati. Dagnino invece non è indagato, ma era stato lui, l'attuale assessore nel 2018, a favorire l'arrivo in Sicilia di Pankaj Gupta, amministratore della Essel Group interessato a investire nell'isola. Per 3 giorni l'imprenditore indiano fu coinvolto a Palermo in una serie di incontri alla Camera di Commercio e con il consorzio Arca, che gestiva allora l'incubatore dell'università. Dagnino non ha fatto attendere la sua replica agli eventi. Nell'esercizio della mia attività professionale ho prestato assistenza legale alla Paramount Strategy Limited, come già avvenuto con molte altre imprese nei più diversi settori, ha detto. A fronte dei pagamenti ricevuti ho emesso regolari fatture e posso affermare che al tempo della consulenza non ho avuto conoscenza di alcun profilo che potesse suscitare dubbi sulla corretta esecuzione delle forniture, ha messo nero su bianco l'esponente del governo Schifani. Dati scoraggianti nel rapporto annuale dell'INPS in Sicilia, scoperti 577 lavoratori in nero e quasi 9.000 irregolari, ispettori nelle società di consegna a domicilio. Ebbene, quasi tutti i rider non avevano coperture assicurative. Marco Gullà.
Oltre 62 milioni di euro di crediti INPS accertati fra contributi evasi, interessi e sanzioni, 5.131 rapporti di lavoro fittizi, 577 lavoratori in nero e oltre 8.900 irregolari scoperti. È il bilancio dell'attività ispettiva dell'INPS in Sicilia presentato questa mattina a Palermo. Gli ispettori INPS hanno eseguito controlli soprattutto sul terziario, sulle case di riposo e le aziende che gestiscono i rider. Sulle case di riposo, perché siamo partiti da un dato vergognoso, che è quello della forza media occupata da parte delle case di riposo, che è appena superiore a un dipendente. È un dato che è più che inverosimile, come ho detto prima, vergognoso. Altro settore tortuoso, quello del turismo. Abbiamo visto dei numeri importanti di lavoratori a nero che purtroppo rappresentano una conferma della mala gestione da parte dei pubblici esercizi. Infine, un'importante operazione ispettiva nel 2024 ha riguardato una grande impresa operante a Palermo nel settore del food delivery, una giungla lavorativa per i tanti rider. Veramente basta vederli lavorare nelle giornate di pioggia, di freddo, con queste biciclette, e sapere che gran parte di questi, tra l'altro, non aveva neanche i contributi come dipendente, ma era stato ripeto, fittiziamente inquadrato come collaboratore coordinato, quindi senza neanche quelle coperture assicurative tipiche dei dipendenti come la malattia. È vero che c'è qualche cosa anche per i co.co.co, ma è diciamo, assolutamente non comparabile alle garanzie date a un dipendente, non solo, anche sulle retribuzioni, è veramente qualcosa che fa male. Inaugurata ad Augusta Casa Zaccheo, un'abitazione dell'ufficio pastorale penitenziario di Siracusa che è messa a disposizione dei detenuti in permesso premio. Qui potranno trascorrere i giorni di libertà con i loro cari. Francesco Aloi. Chi è in carcere non vede l'ora di tornare in libertà, ma nel frattempo c'è anche chi può approfittare dei permessi premio. Piccoli periodi fuori le sbarre che i detenuti della casa di reclusione di Augusta, se vogliono, possono trascorrere in questa casa con le loro famiglie. Un luogo di accoglienza fortemente voluto dall'arcivescovo Lomanto. Ogni uomo è segno, immagine di Dio e va aiutato, rispettato, sostenuto nella sua vita, nel suo cammino, nel suo percorso, anche nei suoi errori. A 2 passi dal centro di Augusta, a qualche chilometro dal carcere, la casa di Zaccheo, si chiama così, ha già accolto i primi ospiti durante le festività natalizie. Inutile dirlo, questa iniziativa dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Penitenziaria e della Caritas cittadina è molto apprezzata dai detenuti. Oggi abbiamo messo un tassello veramente importante per la casa di reclusione di Augusta. Finalmente, quando i familiari sono fuori molto lontano, possono venire qui e possono stare tutti insieme in un ambiente idoneo. A gestire questa struttura vicinissima alla chiesa del Sacro Cuore sono i volontari. Certamente l'opera compiuta dai volontari della Caritas cittadina di Augusta, ma anche dell'ufficio di pastorale penitenziaria, è fondamentale, perché la casa è espressione proprio di questo volto paterno e materno della chiesa. Adesso le camere sono vuote, ma pronte a riempirsi di amore e gioia. Oggi è la giornata mondiale della lotta contro il cancro, seconda causa di morte a livello globale. Fondamentale l'importanza di una diagnosi precoce e delle strategie di prevenzione. Desiree Ferrito. È la seconda causa di morte in tutto il mondo. La sua incidenza purtroppo è in continuo aumento. Oggi, 4 febbraio, la giornata mondiale del cancro rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro una delle malattie più diffuse e devastanti a livello globale. Obiettivo primario l'importanza di una diagnosi precoce e delle strategie di prevenzione che possano fare la differenza nella vita di milioni di persone. Necessaria anche una rete di supporto per chi affronta a mani nude questo male, portando avanti una propria battaglia. Come recentemente ha fatto Bianca Balti, la celebre supermodella italiana ha dimostrato una forza straordinaria affrontando la sua recente diagnosi di tumore alle ovaie, trasformando un momento di grande difficoltà in un'opportunità per ispirare e motivare altre donne.
In questi anni infatti è cambiato l'approccio alla malattia, la vergogna di essere colpiti dal male, di vedere il proprio corpo stravolto non è più un tabù. Fondamentale la ricerca e gli studi che vede impegnati ricercatori di tutto il mondo, con progressi significativi nella cura della malattia, nello sviluppo di trattamenti innovativi e nella scoperta di terapie sempre più mirate ed efficaci. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il bilancio del mercato di riparazione delle squadre siciliane. State con noi. Andiamo con il calcio, si è chiusa ieri la sessione invernale di mercato, Palermo che ufficializza Poyampalo e Audero, a Catania delusione tra i tifosi per la cessione di Castellini al Pisa, colpi last minute per Messina e Trapani. Marco Gullà. Poyampalo e Audero. Il Palermo chiude la sessione invernale di calciomercato con l'arrivo ufficiale dell'attaccante finlandese e del portiere in prestito dal Como. Li vediamo mentre arrivano a Palermo nella serata di ieri. Entrambi saranno a disposizione di Dionisi per la gara di domenica al Picco contro lo Spezia. È saltato invece Mazzitelli che è andato al Sassuolo, nel Ciaro verso la Russia. Catania, ultimo giorno di mercato più che amaro. La partenza della bandiera Alessio Castellini ha acceso ancora di più gli animi dei tifosi delusi per la cessione di un caposaldo della squadra. Castellini va al Pisa, una cessione inaspettata. Arriva invece l'attaccante Andrea De Paoli dal Giuliano, 24 presenze e un solo gol in questa stagione. Il Catania ha cercato altri rinforzi ma ha ricevuto un no del Foggia per il centrocampista Simone Tascone. Per Rapisarda risoluzione consensuale, poi il calciatore si è accordato con il Latina. Zanellato ceduto a titolo definitivo a Lecco. Messina che chiude il mercato con altre operazioni. Dopo il difensore Gelli, il club ha comunicato anche l'ingaggio del portiere Gabriel Meli. Il classe 99 arriva a titolo definitivo dal Taranto e si legherà al club bianco scudato fino al prossimo 30 giugno. Il difensore Kevin Averi, 2001, arriva invece in prestito dal Torino. Trapani che invece chiude la propria sessione invernale con l'arrivo del centrocampista norvegese Erlend Seberg. Ci fermiamo qui, grazie, buon proseguimento con le nostre dirette non stop per Sant'Agata a Catania. Buon pomeriggio.